Io non voglio parole, io voglio che venga per iscritto e questo lo chiedo io e lo chiedono anche i cittadini, perché non mi fido più delle promesse preelettorali. Una presa di responsabilità da parte dell'amministrazione comunale che metta per iscritto che l'isola ecologica non si farà, o perlomeno non nell'unica area verde del quartiere San Vito. È questo che chiedono i cittadini e i residenti dopo che una delibera comunale ha dato il via libera alla realizzazione di un'ecopiazzola nel cuore del centro abitato, un'area frequentata ogni giorno da 6.000 cittadini della zona, tra cui famiglie, anziani, bambini e amici a quattro zampe. A rischio infatti anche il campo sgambamento, arrivato anni fa dopo le tantissime firme raccolte dai residenti. Oggi è a rischio per la seconda volta, perché già una prima volta avevano tentato di insediare questi press container e tuttora riprovano. Probabilmente il presidente di quartiere si è dimenticato che i cittadini non lo vogliono, i press container nel campo sgambamento e probabilmente anche l'attuale amministrazione si è dimenticata di dare ascolto ai cittadini prima di ritentare un'altra volta. Cittadini preoccupati anche per la possibile sospensione della raccolta rifiuti porta a porta, fondamentale per le tante persone anziane residenti nel quartiere. Devi prendere la tua benzina, andare, scaricare, trovi, riporti indietro. Allora io volevo la sicurezza ma per iscritto però, che il sindaco ci metta per iscritto che la porta a porta continuerà. Ma dopo le oltre 300 firme raccolte da residenti e i diversi appelli fatti a Rete Veneta, la situazione potrebbe smuoversi. Secondo alcune indiscrezioni, se venisse spostata all'area con variante urbanistica entro fine luglio, infatti, ETRA, su proposta dell'amministrazione comunale, sarebbe disposta a trasferire il progetto all'ex caserma Fincato, proprio il punto della città individuato dai residenti e ai nostri microfoni. Sto parlando della ex caserma Fincato. Lì c'è una ecopiazzola, potrebbero approfittare anche per pulire un po' quell'area là della caserma Fincato, perché è un degrado. E se queste indiscrezioni fossero confermate, c'è da porsi una domanda. Questo presunto cambio di direzione dell'amministrazione comunale arriva perché siamo in piena campagna elettorale? Ma soprattutto ora cosa intende davvero fare?